Ben ritrovati in diretta amici di Radio.0, ritorniamo a parlare di arte, in particolare ci spostiamo subito a Villa Manin di Passariano per immergerci in una nuova mostra dal titolo Guerra all'arte 1940-1945, i beni culturali del Friuli Venezia Giulia tra protezione e distruzione. Attraverso infatti oltre 60 immagini provenienti dagli archivi fotografici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, questa mostra, frutto della collaborazione tra Soprintendenza, ERPAC e FVG, racconta le diverse attività volte dall'istituto in quel frangente, documentando anche i danni subiti dai monumenti. Sarà aperta al pubblico fino al prossimo 14 maggio e offre l'opportunità proprio di ripercorrere le fasi di movimentazione delle opere d'arte, di comprendere gli sforzi compiuti per il consolidamento degli edifici e apprezzare anche il lavoro che fu intrapreso nell'immediato dopoguerra in anni di straordinarie difficoltà per restaurare chiese e palazzi danneggiati e nei casi più gravi per ricostruire quanto era stato distrutto. Tra il 1940 e il 1943 un ruolo di primo piano lo ebbe anche in questa particolare vicenda Villa Manin di Passariano, ma ne parliamo subito in questo servizio insieme a Guido Comis e Rossella Scopas Sommer. In questi anni Villa Manin ha intrapreso una serie di iniziative che sono volte appunto a raccontare aspetti meno noti della sua storia. Abbiamo inaugurato qualche mese fa un'installazione che racconta come si sono svolte le trattative del Trattato di Campoformio. Qualche anno fa abbiamo organizzato una mostra che raccontava la storia della villa fra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento. Abbiamo creato dei quadri animati con dei personaggi storici che raccontano, come il doge Ludovico Manin, Napoleone e altri, che raccontano che cosa Villa Manin abbia rappresentato per loro. E in questo percorso appunto di racconto della storia della villa e di episodi anche meno noti della storia della villa si inserisce questa mostra che appunto racconta del ruolo che la villa ha svolto fra il 1940 e il 1943, quando qui sono state accentrate, come allora si diceva, opere d'arte che provenivano da tutto il Friuli e dall'Istria, opere che si volevano proteggere dal rischio di bombardamenti e di danneggiamenti. E abbiamo creato anche un contesto, abbiamo cercato di ricreare il contesto della villa di quegli anni. Infatti il percorso è anche, nel percorso si incrociano molte casse di legno che ricordano proprio da vicino quelle che appunto affollavano queste stesse sale che erano state adibite a magazzino, a luogo di deposito di opere. Allora, dal 25 febbraio fino al 14 maggio Villa Manin ha la possibilità di offrire a chi viene a visitarla molte immagini che in questo momento possono essere anche di grande attualità, per il semplice motivo che si tratta della protezione del patrimonio storico-artistico durante i periodi di guerra. Che cosa vedranno i visitatori che verranno a Villa Manin? Vedranno come sono stati protetti tutti i monumenti importanti. L'Udinese che viene a Villa Manin vedrà l'Arca del Beato Bertrando, come è stata protetta con delle casse e dei materassi, dei sacchi di alghe e sabbia. Potrà vedere tutte le protezioni che sono state messe all'interno, per esempio, della Basilica di San Giusto. E una parte della mostra illustra anche quelli che sono stati i gravissimi danni apportati al patrimonio durante la Prima Guerra Mondiale. Ma potrà vedere anche i danni che hanno fatto i cosacchi a Barbeano, e potrà anche trovare delle informazioni rispetto alla Seconda Guerra Mondiale che sicuramente sono inedite, perché sono molto poco studiate e poco conosciute. Un percorso tutto da scoprire, quindi andate sul sito villamanin.it per saperne di più e sul nostro sito radio.0.it troverete poi tutte le informazioni. Noi ci risentiamo tra poco, ancora con gli aggiornamenti.